Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta tonno extra gusto Mare Blu 6 per 80 grammi a 3,99 €. Latte UHT parzialmente scremato Podda 4 per 1 litro a 3,49 €. Biscotti Balocco, fagottini o gocciolotti 700 grammi a 2,29 €. Olio Evo Dante Terre Antiche 750 ml a 4,59 €. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Ichnos Ristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Ichnos Ristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. Amy, cos'ha da dire sul capitolo Amy? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché è Amy. Amy Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, Amy Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. Amy Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno da Federica Melis, ben trovate il secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, questa volta con il notiziero Le News dall'Ogliastra. Partiamo oggi da Lanusei perché l'Ogliastra chiede ancora una volta chiarezza sul futuro del punto nascita del Nostra Signora della Mercede. A sollecitare risposte concrete il comitato Giù le Mani dall'Ogliastra attraverso il portavoce Adriano Micheli, che invita Regione, Ares e ASL a rendere pubblico un cronoprogramma dettagliato per la riapertura del servizio. Secondo il comitato, dopo mesi di annunci e confronti istituzionali, non sono più sufficienti rassicurazioni e dichiarazioni di intenti. Il territorio, si legge nella nota, ha bisogno di conoscere tempi, obiettivi e passaggi necessari per riportare in funzione il punto nascita, chiuso ormai da 4 anni. Il riferimento è agli impegni assunti dalla Presidente della Regione Alessandra Todde, che ha assunto anche l'assessorato alla sanità ad interim, che ha più volte dichiarato la volontà di riaprire il servizio una volta garantite tutte le condizioni di sicurezza per madri e neonati, un principio che il comitato condivide pienamente, sottolineando però che la riattivazione del punto nascita richiede il funzionamento di un sistema sanitario completo con reparti efficienti di pediatria, ginecologia e anestesia. Nella nota vengono ricordati alcuni segnali positivi registrati negli ultimi mesi, tra cui la progressiva ripresa delle attività e degli interventi chirurgici nel reparto di ginecologia. Positivo anche l'annuncio dell'arrivo di nuovi pediatri, un passaggio fondamentale questo per il percorso di riapertura. Tuttavia il comitato evidenzia come
nelle ultime settimane siano mancate informazioni aggiornate sullo stato di avanzamento del progetto, una situazione che secondo Micheli alimenta dubbi e preoccupazioni tra i cittadini che continuano a ricevere notizie frammentarie, da cui la richiesta di pubblicare un cronoprogramma trasparente e verificabile che consenta alla popolazione di seguire passo dopo passo il percorso verso la riapertura e alle istituzioni di assumersi responsabilità precise rispetto agli impegni presi. Andiamo avanti, ora ci spostiamo a Tortolì, ci sono buone notizie per il comune, 15 nuove assunzioni per rafforzare i servizi comunali e dare impulso alle attività della fondazione di Tortolì. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale, che accoglie in organico 15 nuove unità, tutte ogliastrine e per la maggior parte residenti a Tortolì. Le nuove risorse sono entrate in servizio nei giorni scorsi e sono state distribuite tra il comune e la fondazione Tortolì. Le assunzioni fanno parte di un più ampio programma di potenziamento e riorganizzazione della macchina amministrativa. I nuovi dipendenti andranno a rafforzare alcuni settori chiavi dell'ente, tra cui l'ufficio tecnico, l'area amministrativa, l'area sociale e l'area cultura. Contestualmente ha preso il via una nuova fase anche per la fondazione Tortolì. La primavera 2026 segna infatti l'avvio operativo dell'ente, nato per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale cittadino. Tra i primi progetti in programma figurano la gestione della biblioteca e dell'archivio comunale Emilio e Joyce Lussu e del sito archeologico Sortali e Summonti. Saranno 8 le nuove professionalità impegnate nelle attività della fondazione, con l'obiettivo di costruire una rete integrata di competenze capaci di valorizzare il patrimonio culturale locale. Andiamo avanti ora restando su Tortolì, perché sarà un pomeriggio dedicato ai genitori e agli adulti che accompagnano la crescita dei bambini. Oggi dalle 17 alle 18:30 presso l'asilo nido comunale di via Cedrino ci sarà l'incontro dal titolo Crescere insieme, giocando, pensare e progettare tempi e spazi per il gioco. L'iniziativa è promossa dal coordinamento pedagogico territoriale. L'appuntamento rappresenta un momento di confronto e riflessione dedicato alle famiglie sul ruolo del gioco nello sviluppo, nell'apprendimento e nelle relazioni educative dei bambini. Durante l'incontro verranno affrontati diversi temi, tra cui il gioco come strumento fondamentale di crescita e benessere, l'organizzazione di tempi e spazi adeguati nella vita quotidiana, il ruolo dei genitori come facilitatori e compagni di gioco e l'importanza appunto del gioco libero e delle esperienze condivise. L'appuntamento quindi questo pomeriggio all'asilo nido comunale di via Cedrino. Ci spostiamo ora a Seui, dove troviamo un appuntamento con la cultura e le tradizioni della Sardegna. Domenica 7 giugno a Seui appunto sarà presentato il libro I Signori dei Monti, valori e tradizioni, miti e aneddoti del pastoralismo sardo nella storia di un'area del centro Sardegna, pubblicato da Annales d'Ogliastra. L'incontro si terrà alle 10:30 nell'aula consigliare e rientra nel programma della manifestazione Pastoris e Bingiaderis. A dialogare con il pubblico saranno gli autori del volume Priamo Moi e Rocco Meloni, che attraverso il loro saggio ripercorreranno la storia dell'Areobusca e dell'identità agropastorale del centro Sardegna tra 800 e 900. Chiudiamo ora con l'Oceri, perché ancora una volta il nome da battere è stato quello di Salvatore Venanzio. Il pilota campano ha conquistato per il 4º anno consecutivo lo slalom Memorial Silverio de Murtas di L'Oceri, imponendosi nella 9ª edizione della manifestazione, centrando il 3° successo stagionale nel campionato nazionale slalom. La gara, organizzata dall'Ogliastra Racing in collaborazione con l'Arbus Pro Motors, era valida anche per il trofeo Italia Nord. Sul podio, alle spalle del vincitore, sono saliti 2 protagonisti del panorama automobilistico isolano. Secondo posto per Paolo Piras al volante della Formula Gloria del team Autoservice Sport, che ha chiuso con un distacco di 3 secondi e 75 centesimi. Terza posizione per Roberto Idili, staccato di 8 secondi e 64 centesimi. Venanzio così ha calato il poker, 4º successo consecutivo nel Memorial Silverio de Murtas dello slalom di L'Oceri. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo domani mattina con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A domani.